Grazie davvero a Emilio. Susanna Camusso. Care compagne, cari compagni, lavoratori, lavoratrici, pensionati, siamo noi, l'Italia, un paese che si allunga nel Mediterraneo. Lo diciamo anche da qua, dal profondo nord cosiddetto, da quel nord-est di cui ci hanno raccontato tante favole di un futuro meraviglioso e che oggi invece si misura con la gravità della crisi, ma soprattutto con l'incapacità, o meglio con la non volontà di un governo di affrontare i problemi dei cittadini. Ma noi che guardiamo al mondo, perché non ci basta che ci raccontino che c'è una crisi mondiale, noi vorremmo sapere che cosa si fa concretamente. Non possiamo non partire davvero da un attento pensiero al fatto che non lontano da noi, nell'altra sponda del Mediterraneo, si sta determinando il genocidio di un'intera popolazione e che il nostro governo non ha fino ad ora avuto il coraggio di dire che quello è un crimine contro l'umanità e che così bisogna chiamarlo. E se lo si chiama così, innanzitutto bisogna fare in modo che si smetta di sparare sulla folla, bisogna fare in modo che non si entri nelle case a stupare le donne libiche, perché noi vogliamo, anche rispetto a quei paesi, dire che la democrazia e la libertà sono figlie di un popolo, non dei dittatori e non dei governi amici dei dittatori. E per noi non ci può essere lo stupore di chi dice ma che cosa sta succedendo, perché anche il nostro governo ha contribuito alla crisi di quei paesi, perché non sono improvvisamente impazziti, ma bisogna sapere che quando una crisi è così profonda come quella che noi abbiamo e che c'ha tutto il mondo, quando si dice, come si è detto in questa regione e in tante altre, tornino a casa i migranti, si crea in quei paesi dove devono tornare gli straordinari squilibri che poi portano ai problemi delle piazze del Maghreb e della Libia di queste ore. Perché quando si dice che i migranti nel nostro paese possono rimanere disoccupati, si deve sapere che le rimesse che permettevano a quei paesi di sopravvivere non ci sono più, e allora anche noi, con le politiche che ha fatto il nostro governo, abbiamo delle responsabilità per dare una prospettiva a quei paesi e perché la democrazia e la libertà ci siano davvero. Ma allora il nostro problema è quello di creare l'allarme sui possibili profughi da quei paesi, o il nostro problema è come gli si ridà una speranza e una possibilità di vivere lì? E noi siamo col presidente Napolitano che giustamente ieri ha detto basta con gli allarmismi sui migranti. Noi non possiamo essere il paese che chiude le frontiere e che si volta indietro non guardando quel che succede, perché se così facciamo non solo facciamo un torto straordinario a quei popoli e a quei paesi, ma facciamo un torto straordinario a noi stessi, perché vuol dire che continuiamo a far finta che non ci sia una grande crisi e che non ci sia bisogno di dare prospettiva ai giovani e ai popoli nostri e del resto del mondo. E allora ogni tanto servono delle parole vere e non si può raccontarci dell'altro. Il governo deve muoversi contro i crimini nei confronti dell'umanità che lì ci sono, ma il governo deve anche dirci che cambia la sua politica nel rapporto con gli altri paesi. Perché se noi oggi, ed è purtroppo così, dagli avvenimenti che ci stanno in quei paesi, abbiamo il problema del prezzo del petrolio che sale,
del gas che non sappiamo se ci verrà fornito, del petrolio, è perché si è scelto di fare una politica estera fatta dei rapporti con i dittatori e gli amici del Presidente, invece che una grande politica estera multipolare di alleanze. Ed è per questo che in quei paesi non si fidano di noi. E questo è il problema che noi abbiamo. Siamo passati dall'essere il paese di riferimento per tanti mondi ad essere il paese di cui si vergognano tutti, e noi non vogliamo vergognarci del nostro paese, e proprio per questo pensiamo che bisogna cambiare quella politica, perché non è possibile immaginare, e non vogliamo che ciò succeda, non è possibile immaginare che le conseguenze di quegli errori di politica economica e di politica estera continuino a ricadere su di noi. E allora vorremmo che dal Ministro degli Esteri al Presidente del Consiglio, ai tanti che hanno straparlato in queste ore, la smettano di dirci che l'emergenza sono le povere persone in fuga dalla morte, per cominciare a dirci come affrontiamo invece le questioni dell'economia e il risanamento del nostro Paese. Perché così si fa, e così si guarda a quello che sta succedendo intorno, e forse potrebbe essere anche l'occasione per dire ai tanti, purtroppo anche nostri cugini, che teorizzano che ci può essere il lavoro senza diritti, perché nella crisi tutto può succedere, forse l'occasione per dirgli che invece anche da lì, anche quei popoli ci stanno chiedendo delle politiche economiche vere, delle politiche che siano democratiche di libertà, e che anche loro vogliono affermare i loro diritti, perché la verità è quella che se si dice che ci sono tanti paesi, si cita sempre la Cina, dove si lavora tanto, si guadagna poco, non ci sono diritti. Il nostro obiettivo sarà sempre quello di far crescere i loro diritti, mai quello di ridurre i nostri, perché se l'idea è che riduciamo i nostri, anche quei paesi dovranno ridurli, e non è così che si cambia il mondo e si ricostruiscono le condizioni della crescita. Ma noi vorremmo dire che siamo oggi in questa piazza, continueremo a esserci in tutte le altre marce per il lavoro nelle regioni, e poi verrò agli scioperi delle categorie, alla nostra mobilitazione, perché noi vorremmo non vergognarci del nostro Paese. E allora abbiamo bisogno di continuare a dire, perché si sappia con nettezza, che in un paese normale, in un qualunque paese normale, un Presidente del Consiglio rinviato a giudizio per i reati per cui è rinviato si dovrebbe dimettere, perché il Paese ha bisogno di essere presentabile, e perché il Paese non può essere accomunato a chi utilizza il suo potere per governare in questo modo. E noi continuiamo a pensare, a suggerirgli, sommessamente ma non tanto, che sarebbe un atto d'amore per il nostro Paese che se ne andasse subito e si presentasse nelle aule dei tribunali, perché solo così si dice a questo Paese che la legge è uguale per tutti e che non c'è chi può usare il potere per rovinare. Ma vorremmo anche dire, e lo vorremmo dire a tutto il governo, ma anche al Presidente di questa regione e a tanti altri Presidenti: per una volta siate responsabili e date alla parola responsabilità il senso che ha. La responsabilità di chi governa e che i suoi cittadini stiano meglio non è mai quella che i loro cittadini debbano diventare più poveri e più disuguali. E allora, proprio perché noi pensiamo che invece ci deve essere responsabilità, noi vorremmo fare due conti su quello che sta succedendo. Ci servono i giornali di oggi per farlo. Ieri il Presidente del Consiglio ha ricevuto le cedole della sua azienda e le ha distribuite alla famiglia. È ovviamente del tutto legittimo, e la sua azienda sono i suoi profitti. Ma una domanda vorremmo fargli:
Perché quei soldi che lui ha ricevuto sono tassati al 12%, mentre le nostre retribuzioni sono tassate oltre il 30%? Perché ci deve essere un'idea che dentro la crisi, quando ci avremmo tutti bisogno di poter utilizzare delle risorse per costruire la crescita, per dare una prospettiva ai pensionati, per dare una prospettiva alle persone, perché deve venirci sbattuto in faccia il fatto che chi è ricco continua ad arricchirsi mentre il paese si impoverisce? Non ci vuole molto. Sono così abili nel fare decreti perché qualunque cosa, perché non fanno oggi un decreto che dice che le rendite finanziarie vengono tassate come le retribuzioni e come le condizioni delle persone e dei pensionati, e con quelle risorse cominciamo a lavorare perché non ci sia l'aumento delle tasse in tutti i comuni, perché i pensionati che hanno avuto il minimo aumento delle loro pensioni non se lo vedano mangiare dalle addizionali per la sanità, perché si cominci a ridare a chi ha lavorato e lavora un po' di respiro. E vorrei andare avanti, ma a voi pare possibile che uno degli uomini più ricchi del mondo, nel momento in cui nel paese finalmente comincia una discussione sul fatto che per affrontare la crisi si potrebbe istituire sugli alti redditi una patrimoniale, pigli carta e penna, scriva al più grande quotidiano per dire non si può toccare il patrimonio di chi ha le ricchezze? Ma che immagine del paese è quando poi siamo costretti, come in queste ore, a vedere approvare un milleproroghe nel quale per garantire un po' di quote latte a qualche allevatore leghista si tolgono le risorse per le cure contro i tumori? Ma che paese è